Iniziamo la nostra giornata in ospedale, anzi meglio in pronto soccorso, dove nella giornata di ieri è stata registrata l'ennesima aggressione al personale sanitario. Parliamo di sanità, quindi di sanità in Sardegna che oltre ai problemi strutturali che vi stiamo raccontando in questi giorni ha anche un grosso problema nella protezione del personale sanitario all'interno degli ospedali. Nella giornata di ieri infatti un paziente che era appena giunto su un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari ha aggredito prima un infermiere che si occupava delle fasi di triage all'interno dell'ospedale e poi una guardia giurata che era intervenuta per cercare di calmare il paziente dopo che questo era andato in escandescenza all'interno del pronto soccorso senza motivazioni apparentemente giustificabili, se non l'effetto di alcol o droga o forse entrambi, che secondo una prima ricostruzione racconta Luigi Almiento, pagina 4 sull'Unione Sarda, avrebbe potuto aver già assunto quando gli operatori del 118 erano intervenuti appunto per portarlo in ospedale. L'uomo di 24 anni, residente a Monserrato, è stato poi arrestato dai carabinieri che sono intervenuti sul posto e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora in attesa del processo. Si tratta quindi dell'ennesima aggressione al personale sanitario all'interno degli ospedali, una piaga che colpisce non soltanto l'isola, bisogna dirlo, un fenomeno effettivamente nazionale, ma che allo stesso tempo in un'isola dove c'è enorme difficoltà a trovare i medici, certo non dà certezza e sicurezza alle persone che sì, medico vorrebbero anche diventarlo, ma si devono appunto scontrare con tutte le difficoltà della professione, tra cui anche la sicurezza, un qualcosa che fino a poco tempo fa neanche era pensabile. Tutto questo mentre il mondo della sanità sarda va in mille pezzi. Racconta Cristina Accosu, sempre a pagina 3 sull'Unione Sarda, che il governo ha impugnato la legge regionale che permette alle ASL di utilizzare tutte le risorse sanitarie per poter appunto elargire i servizi ai pazienti, compreso quello di richiamare i medici in pensione che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità anche con contratti da liberi professionisti. Una scelta che è stata definita praticamente obbligata da parte della regione, anche perché in Sardegna in questo momento mancano quasi 500 medici di base. Ciò significa che almeno 450.000 sardi, soprattutto nei piccoli centri che sono più isolati, non hanno l'assistenza primaria oppure ce l'hanno ad ore, grazie agli ambulatori straordinari che permettono di avere un medico almeno per poco tempo, però per svolgere tutte le varie pratiche, anche le richieste ad esempio di farmaci. Tralasciando lo scontro politico che continua tra regione e governo un po' su tutti i temi, quello del ricorso ai medici in pensione è sicuramente lo specchio di un sistema sanitario al collasso, che oltre alle difficoltà nel gestire il normale flusso di pazienti si trova anche impossibilitato a riuscire a programmare nel medio e lungo periodo, e forse questo è il dettaglio che in questo momento più spaventa. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di giovedì 17 ottobre. Buongiorno a tutti e tutte voi, all'ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono ascoltare sia in FM, in radio, sia in streaming sul sito di Radio Calaritana. Se volete, queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. L'altra notizia che troviamo sulle pagine dei giornali e sui siti online è quella dell'approvazione della prima manovrina da 530 milioni di euro. Lo racconta anche la Nuova Sardegna, pagina 4, annunciando che il provvedimento potrebbe arrivare in aula entro fine mese. La parte più importante dei fondi, a riprova di quello che abbiamo detto anche nella nostra introduzione, sarà dedicata alla sanità, con 161 milioni di euro che serviranno a coprire i disavanzi di bilancio. A seguire poi il cofinanziamento di una serie di fondi e di progetti di cui fa parte la regione, poi contributi ad esempio per la mobilità, con un intervento importante sulle linee ferroviarie da 15 milioni di euro, poi i finanziamenti per le borse di studio da circa 4 milioni di euro, fondi all'università per circa 8 milioni, insomma tutta una serie di elenchi che colpiscono vari ambiti, dall'istruzione all'industria. Sarà il primo pacchetto di fondi che appunto verrà stanziato dalla regione.
Sempre restando in tema di sanità che ci sta accompagnando nel nostro inizio di puntata, ieri la giunta regionale ha approvato i bilanci preventivi delle ASL per il triennio 2024-2026. All'interno degli atti, racconta sempre la Nuova Sardegna, pagina 4, sono inserite anche le risorse di personale necessarie per le singole ASL con dei fondi appunto a disposizione per nuove assunzioni. Questo passaggio sarà poi fondamentale perché permetterà alle varie ASL di chiamare dalle graduatorie del personale già definite da ARES, infermieri e OSCO compresi, cercando quindi di sopperire alle gravi carenze di organico che la sanità sarda sta gravemente soffrendo in questi mesi. Torniamo ad affrontare il tema della siccità perché nella giornata di ieri il governo aveva annunciato che la Sardegna non avrebbe ricevuto i fondi richiesti per far fronte all'emergenza idrica. Questo probabilmente per un problema burocratico, almeno così dicono dal governo, però oggi Gianfranco Satta, sentito da Luigi Soriga, pagina 5 sulla Nuova Sardegna, afferma che chiederà un incontro al ministro dell'agricoltura Lollobrigida chiedendo appunto spiegazioni in merito a questa decisione. Tutto questo parte dalla richiesta contemporanea di Sicilia e Sardegna di aiuti a causa della siccità. La Sardegna infatti nel periodo che va dal novembre 2023 a giugno 2024 aveva lamentato appunto danni alle coltivazioni di foraggio e di cereali imputabili alla siccità per il 99% delle superfici che erano state colpite. Dalla regione affermano che sono state fatte tutte le procedure corrette nonostante quanto riferito dal governo e l'agenzia Laore sta continuando a raccogliere segnalazioni da parte degli agricoltori per mettere insieme un nuovo dossier che verrà presentato in una seconda finestra alla quale si sta già lavorando, dove verranno appunto presentati nuovi danni ad integrazione di quelli precedentemente presentati, sperando appunto che i fondi a questo punto vengano stanziati, anche perché l'alternativa è quella di usufruire al fondo mutualistico Agricat, a cui però sono direttamente gli agricoltori e gli allevatori a dover fare richiesta senza la mediazione da parte della regione e soprattutto senza avere la certezza che questi fondi vengano poi effettivamente stanziati, perché si fa una valutazione personale di ogni singolo imprenditore e quindi può anche essere che questi arrivino dimezzati oppure arrivino in ritardo, come è già successo anche in Emilia Romagna, dove molti agricoltori, molti imprenditori del settore agricolo avevano effettuato richieste di questo fondo ma ancora non hanno visto i soldi. Si lamenta quindi una disparità di trattamento tra Sardegna e Sicilia, con quest'ultima che ha ricevuto fondi per 15 milioni di euro per ripianare i danni subiti dalla siccità, mentre invece la Sardegna si è vista negare i 9 milioni di euro di danni che sono stati presentati appunto dalla regione. Andiamo a parlare di sport, anche se qua effettivamente lo sport praticato c'entra ben poco, perché oggi pagina 2 e pagina 3 Paolo Ardovino sulla Nuova Sardegna riassume la vicenda che ha colpito l'Olbia Calcio con accuse di razzismo e combine che sono state inviate tramite PEC da un tesserato alla Procura federale. Si tratterebbe di un fascicolo con audio e video con insulti razzisti rivolti a alcuni calciatori dell'Olbia durante alcuni allenamenti, e c'è anche un filone dell'inchiesta dove si parla anche di scommesse clandestine. Centro di tutta questa vicenda è probabilmente il factotum e pluripotenziario consulente dell'Olbia Ninni Corda, che già in passato aveva avuto problemi con la giustizia sportiva e che rimanda al mittente le accuse catalogandole come notizie false. Il fatto è stato reso noto dall'inchiesta del giornalista Matteo Pinci sulle cronache di Repubblica del 16 ottobre e appunto non è il primo problema che deve affrontare l'Olbia, che in questo momento si trova addirittura all'ultimo posto in classifica, quindi piove decisamente sul bagnato dopo l'esonero di Marco Amelia dopo 4 giornate, dopo appunto un inizio di campionato poco convincente. E da quanto riporta Ardovino sulle colonne della Nuova Sardegna, Amelia ha fatto capire che le accuse da parte della Procura federale sono abbastanza fondate e che quando sarà necessario potrà essere sentito come persona informata sui fatti. Sono tutti i tasselli di un puzzle che ruotano intorno alla figura di Ninni Corda, che già nel 2022 era stato deferito dalla FIGC quando era direttore tecnico del Seregno per accuse di intimidazioni, e anche ad Alessandra nel 2023 aveva ricevuto un avviso di garanzia per usura. Un personaggio controverso del calcio dilettantistico sardo e italiano che era stato ingaggiato dalla compagnia Swiss Pro per cercare di rilanciare l'Olbia nel campionato di Serie D ed effettuare una pronta risalita nel campionato di Serie C. Dalla dirigenza dell'Olbia fanno sapere che attualmente non sono state ricevute alcune comunicazioni in merito delle autorità competenti e quindi nelle prossime ore contatterà la Procura federale per rendersi disponibile a collaborare affinché venga fatta luce su una vicenda grave e inaccettabile per un club come l'Olbia.
Resti il fatto che il clima Dolby è molto teso, con i tifosi che dopo i risultati negativi in campo e il cambio di allenatore a sola 4 giornate dall'inizio del campionato deve fare i conti con una vicenda che macchia inevitabilmente il nome dell'Olbia, con il rischio anche di penalizzazioni in caso in cui la procura federale continui nelle indagini e appunto scopra che effettivamente quelle che in questo momento sono bollate come notizie false sono effettivamente prove documentate di un comportamento razzista e illegale da parte di alcuni dirigenti della società. E questa era l'ultima notizia anche per oggi, l'appuntamento quindi è per domani, sempre a partire dalle ore 8. Se volete queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di TokTok Sardegna. Se volete seguirci e non volete perdere nessuna di queste puntate potete andare appunto sul nostro canale Spotify, premere il tasto segui e vi arriverà direttamente la notifica ogni volta che il podcast andrà in onda. Un saluto quindi da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione e noi come detto ci sentiamo domani. Buona giornata, ciao! TokTok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da TokTok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.